Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6, dove nell'episodio precedente, oltre ad aver preso finalmente il nostro carissimo Chorizo, che finalmente possiamo chiamare, abbiamo visto che Chorizo comunque non è malissimo come abilità, poi ancora non l'abbiamo testato, e in più abbiamo scoperto che il fratello di Espada è un traditore, e penso sia un medico, uno scienziato, comunque vai a capire che cazzo sia, di Anton Castillo. E adesso noi dobbiamo tornare a casa a parlare con Carlos, che sappiamo che è malato, ma non sappiamo ancora che cazzo fare. Vediamo. How many times are we gonna bail them out, Papa? When does it end? Camilla, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. Their own fucking fault they got cut. No, it's your fault. How many times have I told you they need to learn what it is to be a guerrilla from us? But you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like it. So what? We're just going to leave them behind? Mierda. I know what that's like. Small pack. Us five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. Gonna need eyes on them. Well, the church got a bell tower. You can see everything from there. Stay the night in the tower before the execution. Don't want anyone seeing you get up there. Got just the thing for you, hero. Philly rifle with a high-power scope. I'll plant the gun. Miguel, me, and Camila at the square. Philly waits at the radio tower. And no cell phones. Pero hasta el final, Camila. Wow, ragazzuoli, non vedo l'ora di affrontare questa missione. Fantastico. Raggiungi la chiesa nella città di Verdera. Wow, qua raga sarà veramente figo. Allora, la città di Verdera è praticamente a fare in culopoli, ma fortunatamente abbiamo questo fantastico tasto F che ci permette di fare uno spostamento rapido. Ok, Losania. I'm near the church. Oye, it's Miguel. Miguel, where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Okay. Suerte, my friend. Perché cazzo ha risposto Miguel e non Carlos? Allora, in teoria questa qui è una zona privata, però questo qui potremmo toglierlo dai coglioni. Oh, che cazzo è? Perdonatemi. È successo il panico, non doveva succedere. È un po' una mezza cagata sta cosa. Mamma mia, nel bel mezzo di una città, in mezzo ai civili. Ma fa cagare st'arma, scusa. Ma fa cagare proprio. E si piazzano le barriere. Vabbè, ma vai a cagare però. Che arma di merda. Devo modificarla. Non doveva andare così, raga, ma ho sbagliato. No, non so perché non mi faceva fare. Vediamo, guarda Chorizo. Good boy. Ma è fantastico, raga. Bene, saliamo sul campanile. Vediamo che qua tra l'altro mi ricordo di esserci stato. Semplicemente non ti faceva andare da nessuna parte. No, bugia. Bugia, no, non me lo ricordo proprio. Era un altro campanile. Comunque, dicevo, la cosa strana, raga, è che mi abbia risposto Miguel e non Carlos. Rivolgersi al Tielden per la chiave. Ma noi non so come abbiamo la chiave, bene. Ok, siamo sopra. Guarda, tutti i prigionieri, raga. We are in position. Okay, Jefe, I'm here. I'll keep the engine running. Suerte. Got eyes on Jose. Don't shoot until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence, just as I Guarda José. with mine. These are the fake Yarans, and they have no place here in our paradise. No. As punishment for their crimes, they will be hanged from the barrel of Yara's might. What's our move, Carlos? Carlos!
Porca puttana, raga. Ma... no! Oddio! Bravo, bravo Carlo, ma ho i brividi. The tower, you idiots! No. Oh cazzo. Minchia raga, aspetta, sono senza parole. Alea's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. You cover me. Understand? Cioè, immaginatevi, è morto il fratello e il padre così. Mamma mia raga, poi ne parliamo di tutto quello che abbiamo visto. Fantastico. C'entra qualcosa Miguel. È stato lui a dire vai sul campanile, prendi il fucile. Il fucile era manomesso. I'll call him! Billy, where are you? Vai, 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 vai. Alejandro, he's hurt bad. Oh. Levati dai coglioni. Vai, vai, andiamo avanti. Come cazzo si esce da qui? No, perdono, ho buttato a terra il buon uomo. Vieni qua, alzati, palle mosce. Io non ci capisco un cazzo. Mamma mia che precisione. Ok, vai, nel vicolo. Certo raga, è stato un bel po' appeso prima di essere stato preso da... Vabbè, guarda lì che mira. Prima di essere stato preso da Carlos. Però cazzo, Carlos ha salvato suo figlio, ha dato la vita per sto traditore del cazzo. Pure l'altro suo figlio, cioè è stato tradito dai suoi figli praticamente. Immaginate che situazione. Dai, muori, porca madonna. Mamma mia, c'è il bordello qui. Ma io spero che questa roba non l'abbiamo notata solo noi, ma anche Spada. Let's get the fuck out of here! Come on, let's go now! Let's move, Hiro! Go, Billy, go! Dobbiamo coprire qua la situazione. Sì, adesso ci serve l'arma adatta. L'arma adatta, che non vi preoccupate, abbiamo pensato a tutto questo. Intanto qua abbiamo sbloccato la K47, che poi gli diamo un'occhiata. Ma abbiamo anche o il lanciagranate, possiamo usare, oppure questo lanciagranate, però che ha i colpi incendiari. E secondo me in questo caso conviene questo. Ok, se qualcuno ci insegue muore. Ve l'avevo detto, se qualcuno ci insegue muore. Carte di veicolo, abbiamo pure preso. Oddio, ma non esplode sta roba. Non esplode. Esplode solo impatto, non lo... vabbè. Comunque raga, una situazione assurda quello che succede. Secondo me Miguel è coinvolto. Perdonatemi. Secondo me Miguel è coinvolto in tutto questo. Che mira però Carlos c'è morto, cazzo. Cioè... Stay with me, Ale. Stay with me. Ah, vai a cagare, sei il traditore del cazzo. Mamma mia che mira. Pure su Far Cry 3 c'era una missione simile, raga, l'abbiamo fatta tipo così. Non vedo un cazzo però con tutte queste piante. C'è una capretta lì. Oddio, l'ho freddata. Perdonami. Bello sto lanciagranate. Perché ti sei fermato? Ah, ok, se vado sul tettuccio il gioco capisce. È un modo per farlo fermare. Non me lo dire. Non mi dire che c'è l'elicottero che è un casino. Sa che quell'elicottero ci darà problemi, E non lo vedo più, tra l'altro. Questo è difficile da prendere adesso.
Porca puttana. Meno male che abbiamo il supremo. L'ho preso. What the fuck happened to you, Danny? You were supposed to cover us. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck! Ah, gliel'abbiamo detto, vedi? Piece of shit! They knew we were coming. The whole thing was a setup. Bingo! Che bastardo. Non vedo l'ora di vedere che No, perdona. Siamo arrivati? A caso. Stay with me, hermanito. Dale! Non te caigas. Is he breathing? His heart stopped. Hang on, Ale. Billy! A minute! Whatever you're thinking, Camila, don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. But what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Mamma mia. Billy, I think we're losing him. You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camila. Castillo's already won. Mamma mia, raga, che scena. Wow. He's breathing. Fantastico. Bello, non ci ha pensato due volte così, minchia che finale. Poligono di tiro privato. Balance your stance. A lion finds calm Oh. before the kill. Sì, papà. Fire me! Ah! Yeah, bien, uncle. Well, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields. Che bastardo. Fire! Come mira, give me that. Bien. Bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, uncle, I was trying to surprise you. Diego, how many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, papà. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. What? Run. Oddio. Mentilo. Mamma mia, raga, ma è proprio bastardo sto Anton. Wow. 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 Sono... Beh... Fantastico. Fantastico, raga. Cioè no, io sono fantastico, ma è fantastico quello che è successo. Sono senza parole. I personaggi su questo gioco sono caratterizzati fantasticamente. Cioè... Comunque, mezzi di trasporto. Portando il carro armato a casa, dove ci siamo salutati nell'ultimo episodio, ho sbloccato questo clacson. E ci sta. È proprio bellissimo, raga. Guarda qua, cioè abbiamo spada che... Insomma, è giù. Parliamo con Alejandro, vediamo che cosa ci dice sto bastardo qua. Per favore Dani, ho bisogno del macete per papà. Dobbiamo ritrovare il macete di Carlos. Che lì qui è buggatissimo questo posto. Beh, quindi dobbiamo ritornare più o meno, ecco, dove è morto. Questa cosa ti immerge, no? E vedi, questa roba è una cosa che magari in un gioco mi mancava. La capacità che ha questo Far Cry di immergerti nella storia. Mi chiama, penso Ale. Walked right into a trap. Carlos is dead, and the brother Alejandro isn't doing much better. Danny, you can't let that family fall apart. We don't just need the
soldados to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. See, Clara. I'll find a way. Bene. Comunque siamo arrivati qui. Non so perché ci ha fatto andare nella chiesa. Ce l'ha lui? Devo parlare con che? Col parroco. Ehi! Are you Father Pietro? Padre Pietro. Alejandro said you'd come. You know, I remember the day I married Carlos to his wife. È qua dove si è sposato Carlos e sua moglie. I'm sorry. The machete is gone. Come non c'è più? What happened? Soldados. They'll be at their favorite bar nearby. La Raja. I'll mark it on your map. Ah, ok, grazie, padre Beniamino, grazie. Va bene, quindi ci ha segnato. Ancora devo parlare con lui, ma vaffanculo, si saltano i dialoghi. Gracias, padre. Ok, scusa per il casino, bene. I'm sorry about the mess. Niente, doveva tirare il sospiro, io dovevo ascoltarlo questo sospiro, se no non andava bene. Comunque in teoria ci ha detto che c'è un bar dove vanno i soldati di Anton qua vicino. Vabbè, qua vicino, se questo è qua vicino, guarda. Siamo il nostro veicolozzo. Bello il trattore. Dai, dammi il trattore. Fuori dai coglioni, signore. Col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Signori. No, ma è troppo lento, raga, perdonate. Troppo lento. Non ce la faccio. Ti ho visto che sei tu quello che mi ha portato la macchina. Non te la passerai mai. Bene con me. Ma che è? Chorizo sale? Cosa sta facendo? Chorizo? È impazzito? Che cazzo fa? Chorizo? Cazzo fa? Oddio, ma sale in acqua. No, vabbè, lo amo. Ok, quindi questo qui è il bar dove in teoria gli uomini di Anton se la fanno qui. E in teoria sono loro quelli che hanno rubato il macete che stiamo cercando. Ecco, guarda lì c'è l'ufficiale. Ce n'è un altro. Minchia, ma è pieno. Stiamo attenti. Non so manco come si comanda chorizo per distrarre i nemici, ma allora ce la facciamo di arco. Dai, che non funziona, beh, non ci credo. Va bene, meno male che il saltello l'ha fatto girare. No, abbassati, sbaglio tasto, raga, perdonatemi. Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Mancato malissimo. Mancato di nuovo malissimo. Fuori 4. E fuori 5. Lui tira granate a caso. Oddio, c'è un'arma unica. Mitrissimo. Attenzione, questo è un MP7, cazzo. Palesemente un MP7. Tra l'altro abbiamo trovato diverse risorse. Aspetta che luttiamo qua i bastardi, che serve a recuperare un po' di roba. Cos'è? Eccolo il macete. Perfetto. Qua c'è il macete. Ok, questo dobbiamo portarlo subito all'accampamento. I got it. Thank God. Your papa's machete belongs with a Montero. And that's where it's going to stay. Gracias, Daddy, for doing what I couldn't. See you soon. Non è che non hai potuto fare, non riesci a fare un cazzo, Alejandro. Questa è la realtà. Perché non posso fare lo spostamento rapido? Dai, fammi fare lo spostamento rapido, ti prego. Allora, intanto, aspetta, andiamo nell'arsenale, togliamo il lanciagranate e mettiamo subito queste MP7 qui che mi piace un sacco. Ah, i colpi incendiari, tutte incendiarie sono queste cazzo di armi. Mamma mia, raga, però. Che dire? È fighissimo. Signori, perdonatemi. Arrivederci, signor. Buongiorno. Non si preoccupi. Minchia, oddio, perdonami. Come spegni. Procediamo verso la nostra destinazione. Dobbiamo riportare il macete al nostro Alejandro, figlio di una grande Ah, quindi vi stavo dicendo, mica tipo 2 ore fa ve lo stavo dicendo. Per quanto mi stia sul cazzo Alejandro, il nostro personaggio è troppo buono. Cerca di consolarlo e come fargli capire così. Ma secondo me è più una cosa che facciamo per spada, no? Perché sappiamo benissimo quanto sta soffrendo in questo momento e quanto quello stia sui coglioni, sempre suo fratello, capito? Sappiamo che la famiglia Montero è una famiglia molto legata, diciamo, alla famiglia, anche se è stata proprio la famiglia a portare tutto a questo, ecco. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Ma con quale faccia ansiosa? Just because we saved you doesn't mean we want you. Come on. This is his papa's funeral. Carlos for Alejandro? Shit trade. Porca puttana.
Te lo meriti pure. Alejandro. You've done enough. Go. Espada. He's your brother. Yeah, not yours. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compais. Ah. Guarda lì, alcuni almeno riescono a liberarsi da questa roba di Anton Castillo, riescono veramente a vedere lucidamente quello che cazzo succede. È fantastico. Come qualunque cosa sta facendo, fermati, che cazzo è? Minchia, abbiamo una possibilità di uccidere Night shift. Anton, così. I'm on my way. Paradiso perduto. Però aspettate un attimo, perché abbiamo tante robe. Tante robe. Minchia, potremo fare veramente una marea di robe. Beh, io un'altra di Aleandro me la farei. Dai, vediamo cosa ci dice sto Aleandro. Inizia a farmi un po' pena, raga, onestamente. Inizia a farmi un po' di tenerezza. Nessuno lo può vedere. Vabbè, ma ci sta, raga. Cioè, è tutto tramite lui che è successo tutto questo bordello. Tutta a causa sua. Capanno di caccia. Non possiamo potenziarlo perché mi mancano le medicine. Vediamo se possiamo costruire un altro capanno che magari potrà servirci. Magari tipo un capanno da pesca. Magari andiamo a pescare nel tempo libero. Vai. Festeggiamo il pesce. Guarda lì il pescatore. Cazzo è Jeremy Wade. Da oltre 30 anni. Biologo. Oh, gilet da pescatore. Cosa ci dà il gilet da pescatore? I predatori non ti attaccano più mentre peschi. Vabbè. Dai, buono a sapersi ste robe. Guanti da pescatore. Mi avete dato tutto il set. Dove cazzo sono? Sono questi? Sì. Aumenta la velocità del mulinello. Rete a setaccio, uno strumento. Ottieni parti di pesce da più lontano. Belli, questi sono tipo dei perk assurdi, raga, che abbiamo. Bene, dai, parliamo con il buon uomo qua. Elimina i vantaggi di José, Dani. Senza quelli è debole. Per avvantaggiarti su José distruggi i suoi cannoni contraerea. Grazie, Dani. Grazie. Vai, andiamo a farlo in un attimo. Abbiamo paura noi. Dove cazzo sono sti cannoni contraerei? Vabbè, dobbiamo andare a fare in culo. Spostamento rapido. Poi mi aggiusto pure l'inventario. Nel frattempo riceviamo una chiamata. I'm looking for the anti-aircraft cannon by Verdera. It's past the church on the north edge of town, next to a ridge and some farmland. Okay. But watch your back. Allora, ci serve un veicolo per raggiungere quella zona. E qua ne vedo uno. Ah, ma è in movimento, dobbiamo confiscarlo. Signorina, scenda dalla macchina. Scenda dalla macchina, fuori dai coglioni. Non urlare se non la freddo subito. Chorizo, veloce. Veloce chorizo, sì, buonanotte. Questo veicolo tra l'altro non ce l'abbiamo. Sarebbe bello prendercelo. Magari ci sblocca qualche colore per l'auto, no? Gliela distruggo davanti, signori. Porca puttana, mi hanno visto. Redato uno. Redato l'altro. Predato l'altro ancora. Fammi provare sta MP7. Perdonami, ho sbagliato. Dove cazzo è l'MP7? Two anti-aircraft cannon. Guys are clear. Good. Now you blind him. One of the new soldiers at camp used to work at the radar bunker. He says Bunker if you can get radar? access to its computer, you can see the location of every anti-aircraft cannon in the west. But it's secure, locked down with keycards. You need to find a way. Dovrei trovare un modo per entrare. Va bene, va bene. Ci pensiamo noi, Non è un problema. Dove cazzo è qua? Nota frettolosa, assurdo. Ok, caccia al tesoro. L'ho sbloccato, dammi l'uranio. Eccolo qua. Tra l'altro ci siamo tolti dai coglioni un'altra contraerea, quindi ci sta. Prendiamo questo veicolozzo. Grazie. Tanto ci siamo recuperati le granate. Qua c'è pure una cassa lì in culo al mondo. No, vabbè, ormai. Attenzione, lo investo. Prova a deviare, non ha paura. È sopravvissuto. Buongiorno. No, sono. Ehi! Si permetta più a rivolgersi così. Tu che cazzo mi porti la mia macchina? No, io vado con questa qui, raga. Me la porterò dietro per tutta la vita. Sto furgoncino mi piace un botto, raga. Oddio, ma questo è un posto di blocco da conquistare. Tanto non so come non mi abbia visto, ma vabbè. Non facciamoci troppe domande, che sennò
Oh, c'è un soldato, sarà lui che ha le chiavi. Chi ha la chiave per il bunker, per la porta del posto di blocco. Non guardarmi! Scivoliamo così, non abbiamo paura. Cazzo guardi tu. Buon uomo, fatto fuori così a caso. Struggi qui. Vaffanculo. Esploso il camion, dici. Questo posto di blocco, ragazzi, è stato tipo facilissimo, però dai, 3 nemici c'è. Ok, lui ci ha assegnato una postazione contraerea. Qua abbiamo il capano dove possiamo entrare. Qua con la chiave, prendere la cassa. Speriamo ci sblocchi qualcosa di utile. Polvere da sparo, dai, comunque ci tornerà utile per quanto riguarda le operazioni. Oh, perché quest'auto? No, 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 ma che cazzo? Vabbè, devi entrare però. Perché non posso prenderla st'auto? Bene, non facciamoci distrarre più. Andiamo verso la destinazione, 450 metri. E abbiamo cambiato macchina. Qua stanno ricostruendo, stanno passando la fibra, stanno passando. Allora, fammi vedere, il luogo dovrebbe essere questo. Però 200 metri, raga, io sfondo tutto con la macchina. Questi gran cazzi, no? Signore, si tolga! Sa che è morto, oddio. Mamma mia che belli, i colpi anti-uomo sono qualcosa di soddisfacente. Non mi guardare così, Che cazzo è sto bunker? Entriamo furtivi noi. Furtivi cosa? Furtivi cosa che spacchiamo tutto. Dammi l'arco, anzi, dai, dai. Anzi, la mitraglietta. Usiamo la mitraglietta e facciamo il panico con le armi incendiarie? Ma sì. Rompi tutto. Che cazzo è che mi guardi? Tiriamo una granata a quello. Perfetto. No, mi sono ecco. Ho la torcia umana. No, perdonami, Perdonami, sto risalendo, Vediamo se cadi a terra con una scivolata incredibile. No, ho sbagliato. Però le armi incendiarie non sono per niente male. Ok, questo è il computer. Vai, hackeriamo tutto il mondo. Prendi qua, medicine, questo ci servono. E adesso che cazzo dobbiamo fare? Disattiamo gli allarmi, non si sa mai. Ok, dobbiamo aspettare che il computer finisca qua di hackerare tutta la situazione. Nel frattempo raccogliamo dei colpi. È finito? Ok, obiettivo completato. Ok, è ora di andare via da qui. Fuori dai coglioni. Arrivederci. Perfetto. Operazione completata, signori. Un'altra missione che ci portiamo a casa. E fatemi vedere adesso un po' la situazione. Abbiamo una contraerea. Questa è una zona poi che magari mi vado un pochino a sbirciare qua e là. Probabilmente nel prossimo episodio ci andiamo a fare un paio di secondari, raga, perché voglio vedere un pochino di che cosa si tratta. Tipo c'è questa qui, quest'altra e basta più. Comunque le secondarie non sono inutili. Per farvi capire, Chorizo, che alla fine è un compagno di viaggio, era una secondaria. E niente, signori. Ma che cazzo ci fai in una caverna, figlio? Va bene. Diesel Daisy. Va bene. Signori, per questo episodio io vi saluto qui. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi piace, supportate la serie con qualsiasi cosa potete fare per supportare, che sia un like, che sia un commento, che sia guardare basta, che sia farvi i cazzi vostri, che sia donarmi 1000 euro su PayPal. Tutto gradito. Signori, alla prossima. Ciao, bene mie.